Confagricoltura, con lo scopo di aiutare tutto il comparto agroalimentare veneto, ha avviato una nuova iniziativa, che è quella di portare i prodotti direttamente a casa del consumatore. Oggi io degusterò per voi un Sauvignon che mi è stato portato dall'azienda 47 Anno Domini, un'importante azienda che da decenni lavora nel nostro territorio con una grandissima gamma di vini, sia anche a livello biologico. Il Sauvignon è un vitigno internazionale che però ben si è adattato al nostro territorio e al nostro clima, ed è un vitigno e un vino che riconosciamo molto facilmente perché ha delle caratteristiche e dei profumi molto particolari. Io l'ho versato ed ecco che lo vediamo, questa è un'annata, già l'ultima annata, 2019, vediamo questo colore che è giallo paglierino, non particolarmente intenso, ma sicuramente quello che colpisce e che fa riconoscere subito è questo profumo caratteristico che lo contraddistingue, che è in questo caso un profumo di frutta tropicale, di frutta della passione, veramente molto molto interessante, insieme con queste note erbacee di peperone, di foglie di pomodoro, che lo contraddistingue. L'assaggio entra con una grande acidità, con una grande freschezza, una grande vivibilità, e questi profumi ritornano importanti, ed ecco che questo vino è assolutamente adatto a un prodotto tipico di questa stagione, che sono gli asparagi. Asparagi che possiamo declinare in tantissime tipologie, più classica preparazione con le uova e asparagi, ma anche nel risotto o con un sugo per una pasta. Ecco che le note erbacee, le note un po' particolari dell'asparago ben si allineano con le note del Sauvignon. Per cui provate, poi ci saprete dire, e saluti da Confagricoltura e Associazione Italiana Sommelier. Cin cin!